Andrea Congiu, una di quelle partite che quando insomma si vince, si porta a casa, forse valgono doppio per l'intensità, per la difficoltà di un campo reso pesante dalla pioggia, espulsioni, insomma è successo un po' di tutto. Sì, assolutamente. Eravamo preparati su questo, sapevamo che Muravera era una squadra d'esperienza e visto il doppio svantaggio sapevamo che l'avrebbero messa sul nervosismo, sul cercare di appunto farci perdere energie nervose importanti. In un certo senso ci sono riusciti perché comunque abbiamo subito l'espulsione di Guarino, però anche loro hanno subito un'importante espulsione, anzi due poi con quella di Bonacquisti. Niente, è stata una battaglia, però dovevamo portare assolutamente a casa i 3 punti visti anche i precedenti pareggi in casa e siamo contentissimi di esserci riusciti. Sì, si è un po' tremato, no? Sui gradoni perché diceva dopo il gol che dovevamo rivedere, insomma il sospetto fuori gioco, ma vedremo dalle immagini, si sono un po' passati gli spettri dei pareggi precedenti, però la Torres è riuscita poi a tenere, vi siete difesi davvero con tanto cuore. Sì, sì, assolutamente. Come hai detto tu, come abbiamo subito il gol, forse un pochino ci abbiamo pensato, però siamo riusciti a compattarci di più, a giocare ancora di più da squadra, uniti, e grazie all'aiuto di tutti, anche Colombo ha fatto un miracolo verso la fine, quindi come ho detto ci siamo uniti e da squadra vera siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti importantissimi. Squadra vera, in campo, fuori dal campo c'è una dedica che volete fare per questa vittoria? Assolutamente, in settimana siamo andati a trovare un nostro carissimo tifoso che purtroppo ha una malattia importante, gli abbiamo regalato una maglia in settimana e qualche minuto di felicità e spero che con questa vittoria Franco sia più felice, ancora più felice della nostra visita e appunto di questi 3 punti. Grazie ad Andrea Congi. Grazie a te.